Oh, vai che è cominciata. Aspettiamo qua i cumendiani pazzi. Sta diluviando qui a San Francisco. Sta diluviando, ragazzi. Diluvio purissimo, ragazzi. Forse il più puro del mondo. Ed è già uno arriva, già un pazzo arriva. Già un pazzo è qua. Allora andiamo subito a salutarlo. Speriamo di aver già però il tutto, perché a volte mi dà problemi il trovare il mio video, attenzione. Mancherebbe solo questo adesso. Per adesso non lo trovo. Bene. Saluto già i due pazzi che si sono collegati. Allora. Adesso perché sta roba non la capirò mai. Cioè, perché non vedo il mio live? Cioè. One moment, please. Saluto questi due ragazzi intanto. Magari sono due donne, magari, pensa. Due milfone. Cazzo, già in 20. Che sfocia, oddio. Cazzo, sono le 11, sono già 20 pazzoidi. Ragazzi, un attimo che non trovo il... Non trovo il mio video. Quindi non posso... Cioè, non so chi cazzo c'è in live, praticamente. Perché non ti trovo? Perché? Cioè, ho due tablet e un cellulare. Che bello. Sono quelle cose belle della vita. C'è qualcuno in live? C'è tanta gente, cioè, perché cazzo? Forse deve un attimo aggiornarsi, non lo so, raga, un attimo di pazienza. In 31, ma porca puttana, cioè. Ho 31 pazzoidi collegati e non so chi sono. Noi sono 30 milf pronte per il cume. Ah, dai, che devo cominciare questa Arizona, Dio Cristo. Voglio provare insieme a voi, non devo ancora provare, ragazzi. Sta diluviando che San Francisco, un diluvio puro. Per piacere, trovatemi, se no non so come... Aspetta, no, se no devo spostare il portatile, cazzo, però... Tanto saluto tutti in maniera simbolica. Ma madonna. Aspetta un attimo, raga, chiedo perdono. Purtroppo è il solito problema come andiamo. Proviamo con questo. Ma mignotta ladra, ma perché? Eccolo qua. Aspetta. Eccoli qua, ragazzi. Un attimo, saluto tutti. Allora, ciao De Maz, ciao Urrigan, ciao Beppe, ciao Marco, ciao Tinkoff, che ho vinto il tour con Tinkoff e si gode. Ciao M, ciao Franz, ciao Suplex, ciao The Revelation, ciao Forza Juve, ciao Carmelo, ciao Andrea Lazza, ciao Paolo Del Prete, ciao Liberato Taglianetti, ciao Agnello, ciao... Questi sono già... Emin, ciao Marco, ciao Luca, ciao Agnello, ciao Ravanello. Ciao Andrea Colletta, ciao Magico, ciao grande Magico, me lo godo il Magicone. Ciao Dynamo, ciao Franco, ciao Fabio, ciao Giovanni, ciao Carmelo, ciao Marco, ciao Avic, ciao Stefano, ciao Vincenzo, ciao XDeda77. Siamo già in 50, fio in panico, siamo tornati, raga, e si gode. Allora, raga, intanto, mi direi di fare una bella cosa. Ciao, sono Mirko. Ma come? Ma sei il... ma è il mito? Ho il mito in chat? Allora, c'è anche Riccardo Bellini, me lo godo anche il Bellini. Comunque saluto Magico, veramente, anche lui ha un canale. È un grandissimo, offerta di lavoro. Però non è indicato sulla mappa. Ok, sì, l'ho visto il video, Magico, l'ho visto. Adesso vediamo un attimo, ora decidiamo. Siamo a San Francisco. Io voglio andare in... Cioè, in Arizona voglio andare. Ok, allora. Kinman. Ciao Jacopo. Aspetta un attimo, sto cercando di capire, non c'è Phoenix. Volevo andare già a Phoenix. Niente, vabbè, andiamo qua. Viaggio di 907 km. Ok. No, io voglio capire se c'è Mito, ragazzi, perché ho visto Mirko. Buono. Non ricordo più un cazzo. Ciao Alberto. Guardatelo Fishing Planet, Guardatelo perché... Mamma mia, prevedo già vaneggi biblici, fioi. Perché mi ricordo l'unica live che ho fatto su Aerotrack. Sì, vabbè, ma fatemi passare però, cazzo. Ciao Arsenic. Sei mafioi? Ma guarda sta merda di gente ignorante. Siamo in 65, raga,
Vardio, Vardio. Non mi devo buttare, fioi. Ah, eccolo qua! E subito il danno! Ma vaffanculo! Ecco, per guardare la chat, Dio Cristo, aspetta. Allora, ciao Fra. Fioi, qua è difficilissimo, è impossibile leggere la chat. È impossibile leggere la chat, ragazzi, è veramente impossibile. Io ci provo. Guarda, un altro, via. Ah, anche i limiti, cazzo, è vero. Tutti che ridono, guarda che tutti dei bastardi, cazzo. Ciao Antonio. Madonna, impossibile leggere. 76, raga. No, fioi, cioè. Io vi ringrazio a quest'ora qua, siete persone meravigliose. Però, fioi, non ce la faccio, aspetta. Ma porca. Oddio. Ok, c'è un semaforo, posso... la stanchezza, no, il problema è che sboro è impossibile guidare e leggere la chat. Siamo in... No, fio 91. 91, mai fatto neanche i tempi d'oro di PES, ragazzi. No, siamo arrivati a 100 una volta, ma... Ma cos'è, stai calmo? No, non sto calmo, sono gasato, fio. 91 persone a quest'ora. No. Non giocavo a American Track da tanto. Allora, aspetta. Già al limite, ma puttana minchia. Devo mettere il Tom Cruise Control. Come Payet ha fatto un gol bastardo, bellissimo, però purtroppo ti favo Romania, lo sapete. Vedi di ciappare manco multe. Dio, 100... Ma insomma. Vado piano perché sennò... Ciao Enrico Martini. Ciao Roby Roby. Va, sono come un pensionato, sto andando per... Come guida bene, ci provo, raga. C'è che un tempo di merda, oltretutto. Non sarà una live lunghissima, ragazzi. Però ci tenevo tanto, anche perché ragazzi ho Telegram. Quindi visto che siamo in 61 su Telegram, basta scrivere Cumenda. No, merda, è rosso, me lo becco rosso. Fanculo, vabbè. Dovete scrivere o Cumenda staccato veneziano C e V grande, o Cumenda V con C grande e V e tutte e due le lettere grandi. Vabbè, insomma, avete capito, Fe. Ciao Ivan Bernia. Dai ragazzi, tutti insieme qua. Sì, ma stiamo andando a una velocità, ragazzi, di merda, Come fa in frontale? Fra un po' lo faccio, sì. Ragazzi, non possiamo, abbiamo un limite di 48, fioi. Mi saluti? Il canale degli scemi, ciao. Io sto qui e tu dove cazzo stai? Ora possiamo pompare un po' o no? Ciao, il migliore sono io. Ma usi il volante, sì. Mi tocca andare piano, ragazzi. Cioè, sboro con i limiti, fioi, cioè. Ciao Rad, un saluto al mitico Rad. Io saluto la maestra, grande, chi è? Ciao De Francis, mi fermo in mezzo alla strada, vabbè. Tra un po' pompo, ragazzi, un po' di pazienza. Ciao, no, Roxas Pasotti, ragazzi, il buon Pasotti anche qua. Me lo godo il Pasotti. Ciao Lore Mazza, siamo quasi in 100, fioi. Non ho parole. Comunque ragazzi, Telegram, mi raccomando, che là ho visto che è utile per annunciare le cose, veramente. Me l'ha consigliato Bellini, mi sembra, il mitico Bellini, grande Bellini. Adesso Fio... Aspetta, Fioi, qua devo un attimo guardare la strada, però adesso, se no... sono già in... Sì, ma rischio di perdere il viaggio, così... No, ma com'è che sono arrivato? Non not parole, sì, concordo. Ora se doveva anche piovere, porca troia. Ok. Cioè io devo entrare qua. Bene. Allora, un attimo. Tu sto casualmente ora in live. Comendone pompa, comendone spacca.
Ok, no, io comunque sono di Venezia, mi sono spostato con la mia famiglia da piccolino, però siamo tutti veneziani, puro sangue, tutti nati a Venezia, abbiamo abitato chi alla Giudecca, chi ai Miracoli, chi Canareggio, tutto sempre solo Venezia. Ok, ci mancava la più... Viva la Francia, no, Fioi. Ma adesso dove devo entrare adesso? 104 ragazzi, vi ringrazio tutti, siete meravigliosi come il culo di Tori Black. Ragazzi, ma portate anche le vostre sorelline, però. Cioè, o le cugine. Con le cugine si fanno le migliori cose, raga. Allora, manovra comendiana. Allora, sei da... la Eli, non lo so dov'è la Eli. Mamma mia. Ok, perfetto. Ma l'abbiamo preso o no? Ah, ok. Cazzo, avevamo anche una roba difficile oggi. Come ti denuncia? Occhio. Mamma mia, ho già paura, fioi. No, però ho bisogno di specchietti. Qual era il tasto? Eccolo qua, questo dove lo devo ottenere, se no... So cazzi. Allora... Ragioniamo. Beh, qua teoricamente macchine... Ok, perfetto. Molto bene. Cosa pensi del Pescara? Complimenti, però il Trapani, cioè, grande Serse Cosmi. Ero felice se andava comunque Cosmi. Guarda, qua marciapiedi e via. Ok, c'è un semaforo così posso un attimo leggere il tutto. Fai un frontale. Che scomparsi la cucina. La manovra comendiana non fallisce mai. Ciao Vincenzo, ben in casa. Ok. Comunque abbiamo fatto un picco di 104 ragazzi, veramente grazie. E ricordo anche che ho anche il profilo Instagram dove potete seguirmi Comenda-Veneziano e seguire i vaneggi comendiani perché il Cume riesce a fare vaneggi anche nella vita reale. Come guidi male Cume. Ragazzi, sto leggendo però, cazzo. Io sono un gondolaro. Cioè... vabbè, mi sono rotti i coglioni delle multe, ciao. Cioè, la strada più impossibile ho scelto, bene. Come da quando sei lei, che cazzo di YouTube mi avverte solo ora, da pochissimo, sono da 5 minuti in live. Sì, le live le voglio fare più spesso, allora le spiego un attimo il discorso live. Allora, giochi come American Track, NBA, MotoGP, sto cazzo, sono su YouTube, mentre giochi un po' particolari, vabbè, chi se ne frega delle multe, come Fishing Planet e robe così, sono su Twitch. Quindi ecco, vi consiglio anche di andare sul mio canale Twitch, Comenda Veneziano. Lo trovate subito perché nessuno si chiama così. E potete aggiungere anche là, perché anche là ci saranno delle live interessanti. Poi che sbordo, tagliamo tutto, chi se ne frega. Guarda che bello, però è veramente bello, cazzo, sto gioco. Adesso che è uscito, deve uscire però anche gli stati del nord, voglio. No, NBA è il prossimo gioco, infatti, che mi sparo in live. Vogliamo live su PES o FIFA? Aspetto FIFA per PlayStation, sono stufo di giocare su PC perché c'è poca gente, le carte costano troppo. C'è Nicky Lauda intanto che si collega su American Track, bravo. Qua siamo in multa, ma chi se ne sa. Faccio fatica a leggere, ragazzi, vi chiedo perdono. Mamma mia. Allora. Come hai sentito che faranno Gondola Simulator? No, se lo fanno lo porto. Se lo fa... porto subito, cazzo. Oh, ho smesso di piovere, bene, si gode. Te la godi adesso. Ragazzi, ci tenevo a dirvi anche in live che siamo in tanti, che vi ringrazio veramente, merda, per il supporto che mi avete dato in un momento così difficile della mia vita, per quello che è successo, che sapete, veramente, l'ho apprezzato tanto, anche là ho capito che, cazzo, non è che avevo mollato il canale, però registravo meno, ero un po'... Invece ho detto no, cazzo, sti comendiani meritano veramente i miei video, perché so che insomma... comunque riesco a strapparvi un sorriso, vi ringrazio tanto ragazzi, mi ha aiutato molto a superare una cosa che veramente insomma non è facile,
Non è semplice, però veramente grazie di cuore, siete persone veramente incredibili. Sarebbe bello un giorno fare un raduno per andare un po' a mignotte insieme. Lo zoccolo duro è pauroso. Ho uno zoccolo duro veramente importante. Ho bestemmiato la mia vita abbastanza, purtroppo, anche perché sono molto credente, però quando il Milan fa cagare ci sta. Comunque veramente vi ringrazio tanto, ragazzi, una roba, siete splendidi. Uno zoccolo duro, cioè veramente non ho nulla da invidiare a nessun canale. Il mio zoccolo duro è mostruoso, proprio mostruoso. Sì, ma che strada ho scelto, Fioi, ma non che credo, ma dai, cioè, Fioi. Ci arriviamo domani, arriviamo. Oggi penso, ragazzi, che ci spariamo solo un viaggio, perché guarda che strada di merda. Cioè, ragazzi, ma dove siamo? Già che è un camion della Chicco, cioè, veramente, sono scioccato, ragazzi. Raduno veneziano se mi piacerebbe, per salutarvi di persona. Ma riportate anche le fidanzate, così magari ci scappa anche qualcosa. Cioè, la strada più impossibile la trovo io. Vabbè, fanculo. L'autista ubriaco. Ok. Comunque Cume, aspetta, ti seguo un ragazzo. Non riesco a leggere, è troppo lungo, che cazzo. Ho paura di sbagliare. Camion della Chicco Cheat. Beh sì, ragazzi, lo sapete. Anzi, non vedo l'ora di MotoGP, Fioi. Mi sono preso anche il venerdì di vacanza, perché c'è l'Italia alle 3 con la Svezia. Non esiste che mi perdo l'Italia. Cioè, il boss Kume si è preso il giorno di ferie. Dopo ci spariamo tanti video anche di MotoGP. Poi ci saranno anche i video con Sutil, quelli con il grande mito. Come faccio a leggere su sta strada? Ma guarda che sfiga, però. Kume dove cazzo? Non è il massimo, no, per leggere. Grande Kume, grazie. Cioè, ma ragazzi, ho scelto una strada caratteristica, per carità di Dio, però che sboro, cioè non c'è una macchina. Forse adesso entriamo in autostrada, spero quantomeno in una tangenziale. Non hai la tipa, no, ci siamo mollati con la mia ragazza che era di Roma. Purtroppo i rapporti a distanza sono così, ne ho avuti anche tanti. È la vita, raga, è la vita. Ciao al canale degli scemi. Ok, dai, un po' di rettilineo ho bisogno, un po' di autostrada. Chi vince l'Europeo? Io ho dato per favorita la Francia per un po' di motivi. In primis perché la Francia in casa ha vinto nell'84 e nel 98 europei e mondiali. E perché purtroppo la fortuna della Francia si è vista anche oggi. Cioè, poi Deschamps che è un culattone proprio alla grande. La squadra c'è. Se Pogba non fa il coglione, perché oggi veramente ha fatto il coglione, voleva fare Zidane, ma di Zidane ce n'è uno. Se Pogba gioca come sa, è dura. Però vabbè, ci sono tante squadre che possono vincere. Anche il Belgio, per esempio, può essere una favorita. Grazie, che troverò tante ragazze. Presentatemele voi, che voi siete pieni di donne. Avete più donne di me voi, altro che. Comunque, Kume che dice di Salo è il nostro salmone, cazzo. Guarda, ci sono rimasto di merda, ero a lavoro. Finisco il lavoro, vedo il messaggio su Eurosport col telefono. Prove libere sospese, incidente grave. È brutto da dire, ma quando ho letto sta roba ho detto, ecco, un incidente grave in moto al 90% è molto grave, così è stato. Mi è piaciuto tanto. Mi è dispiaciuto veramente tanto, ragazzi. Come quando finisci il video, faccio questo viaggio, penso. Non so, bisogna vedere quanto dura. Se riusciamo a finire questo veloce e poi magari vedere Phoenix. Me ne ricordo le lotte, sì, ragazzi, tra Salmone e Rino Gattuso. Comunque ho visto che già la gente sta giocando a MotoGP, cazzo, cioè. Porca puttana. Sarebbe stato bello cominciarlo prima, però purtroppo, insomma, solo pochi hanno sta possibilità. Il malesiano di me. Non lo so dov'è il malesiano di merda. Che belli i miei soprannomi, ragazzi.
Ma ci sono tanti iscritti al canale di Sutil su sta... qua, perché sulla pagina anche sua, perché quanti vaneggi vedo sulla pagina del buon Sutil. Chi vorresti in B, Pisa o Foggia? Preferisco il Foggia, sinceramente. Sì, YouTubers Life l'ho portato per dimostrare che non sono uno YouTubers. Perché io non lo sono, ragazzi, sono un ragazzo che si diverte insieme a un gruppo di pazzi. No! Ma porco! Ma no! Oh, stavo guidando anche benino adesso, ma puttana merda. Oh. Grande Polema. Ciao, Master Blaze. Ciao Mr. Channel, ti ho già salutato, mi sembra, ma ti risaluto volentieri. Ecco, adesso qua tutti ridono. Però ragazzi, non stavo guidando male, voglio un hashtag il Cume non guida male anche se non ha la patente. Sì, però non ho capito, ha ragione, dove è spuntato questo? Io non l'ho mica visto, vabbè. Germano Mosco. Ciao Manu Pelle, ciao Emiliano di Bari. No, cazzo è rosso, è rosso, è rosso. Ok. Sono un gondolaro, giusto. Il commento guida male, che bastardi che siete. E cosa ne pensi delle gomme più larghe? Bene, più incidenti, cioè, chiaramente più incidenti, chiaramente non gravi. Però io voglio una Formula 1 così, lo sapete ragazzi, cazzo, anche ho il camion andato, E a Venezia non serve la patente, infatti. Neanche nessuno c'ha la patente in famiglia mia più stretta. Allora, su sta cosa della milestone che ne parlavo che con Sutil, ho visto un po' di commenti. Loro puntano su YouTubers che hanno tanti iscritti, anche, cioè, anche giusto, loro devono pensare ai soldini, cioè, però ecco, io sono contento ragazzi, questo lo sapete, che comunque non so quanti prima di me in Italia hanno portato MotoGP, che hanno portato ancora il primissimo, quindi questa è una soddisfazione veramente importante per me, perché ho scommesso su quel gioco e ha funzionato. Brugnaro la patente. Sì, però Brugnaro fondamentalmente è campagnolo, però. Sì, nulla da dire contro chi abita in campagna, però. Madonna, sto camion è distrutto, ragazzi. Mi saluti piccolo Cume? Sì, piccolo Fabrizio Pizzichillo. Ok. Vediamo se passa qualche altro stronzo. Ok. Speriamo di no. Sì, la Formula 1 16 si prospetta un bel gioco. Speriamo veramente in una safety car, insomma, realistica, anche la virtual safety car. Speriamo negli incidenti reali, non hai IA aggressiva che può anche sbagliare. E vediamo sti guasti che li aspetto da tipo da Formula 1 Championship Edition per Play 3. Comunque F1 Challenge è bellissimo, ragazzi, sono contento che lo seguite. Caldino, sì, è caldino. È marketing, sì, ragazzi, c'è marketing. Ma io sinceramente me ne frego, nel senso, cioè, questo non è il mio lavoro, quindi ci sta, chi lo fa per lavoro deve avere queste cose, cioè. Comunque tra un po' esce un gioco di camion, ragazzi. Non voglio anticipare niente, ma non vedo l'ora di portarlo. Intanto siamo in multa, chi se ne fotte. Aspetta, non vedo un cazzo, però. Cazzo, ma non siamo mai stati così tanti. Telegram funziona comunque bene. Ricordo Telegram, che mi trovate o Comenda Veneziano o Comenda V, insomma in qualche modo lo trovate. Comunque c'è il video dove è spiegato tutto. La velocità è rossa perché sono in multa, ragazzi. Quanto manca? 537 km. Ciao Fabio Cocca. Adesso è dura leggere però, Vi ringrazio, questa è la cosa che ci tengo di più.
perché lo sapete come la penso. Io non ho niente in contrario su chi riesce a fare di questo un lavoro, perché è anche bello che con internet si possano creare lavori e tutto quanto. Però non riesco ad accettare purtroppo certi insegnamenti, certi... vaffanculo. Ciao. Certe cose, insomma, cioè, non si può dire chi se ne frega del lavoro, chi se ne frega, se non so parlare, tanto faccio lo youtuber, nel senso, cioè... devi avere un qualcosa oltre a questo. C'è poco da fare, perché questo non può essere una cosa eterna. È matematico. C'è poco da fare, anche perché se hai 50 anni ancora, insomma, puoi sempre registrare, però se registri in un certo modo a 50 anni sei un po' ridicolo, sinceramente, con tutto il rispetto. Come Porter Hero 2016 no, perché PES per PC mi ha buggato anche la stagione, infatti non ve l'ho detto, scusate ragazzi, ma purtroppo il gioco, diciamo, era un po' così di PES per PC, ma avete capito, e mi ha dato problemi. Praticamente ero passato alla Fiorentina, stavo registrando il video, ma Madonna, ho rischiato la morte, però purtroppo io sono passato alla Fiorentina ma non c'ero in squadra. Non capisco sto bug, sinceramente, se me lo spiegate voi, quindi non penso, no. Ciao Luce di Stefano. No, è live su Pro Cycling, è impossibile, devo stare concentrato, ragazzi. Che caldo che è adesso, sì, cazzo. Pronostico di Italia-Belgio, spero 1-1. Perché il Belgio è veramente una bella squadra. Poi c'è tanti giocatori che ho comprato che ancora nessuno conosceva, anche Ferreira Carrasco. Non so se ve lo ricordate, Ferreira Carrasco. Pochissimi lo conoscevano. Io tac, me l'ho comprato ancora nel 13, cioè. E si gode. No. Grande la categoria Pulcini, grande The Francis. Me lo godo, Francis for Coppola. Grande Francis. Di che squadra sei? Come milanista? Sempre con onore, anche se stiamo facendo cagare. I mondiali impossibili, quelli anche là con Virtua Striker un po' un problema. Sì, Ferreira Carrasco fortissimo, però nessuno se lo cagava. Anche Gareth Bale, cioè, l'hanno scoperto tutti al Tottenham, io già lo compravo al Southampton da anni. Ma tanti, diciamo che sul calcio, ragazzi, ho studiato più calcio che matematica. Tra tanto vecchio, tra Milan e Inter siamo là, facciamo cagare entrambi, purtroppo. Hai ragione, siamo indegni, purtroppo. Forza Inter. Tanto siamo sulla stessa barca, purtroppo adesso vediamo i cinesi. Oh, ciao Andrea, mi dispiace che te ne vai. Ciao vecchio mio. Come che sport preferisci? Beh, il calcio in primis, però io sono proprio amante dello sport, infatti non vedo l'ora di vedere le Olimpiadi, amo tutti gli sport, a parte il baseball. Il Milan e i cinesi, ma bisogna vedere se il Berlusca vende, anzi, un in bocca al lupo a Silvione, cazzo, perché deve fare un intervento non semplice. Meriteresti milioni di iscritti, ti ringrazio, ma mi bastate voi e mi avanzate, siete stupendi, siete qualcosa di meraviglioso, siete un godimento mondiale. Come escile. Se vuoi lo esco. Cioè. Dai, non sto guidando malissimo, però. Non ve lo dico come si chiama il gioco di camion nuovo, è una sorpresa, ragazzi. Io penso che Golden State può farcela. Però mi piacerebbe vedere una gara a 7, mi piacerebbe, però la vedo duretta, sinceramente. Però può essere. No, non parlo del Milan, silenzio stampa sul Milan, ragazzi. Silenzio stampa. Andrea Cannista. Sì, è bello rivedere le live, sì ragazzi. Per chi si è collegato adesso, ripeto, voglio ringraziare per il supporto che mi avete dato in un momento così brutto per me. Siete stati stupendi e anche per questo ho detto, cazzo, devo rimettermi a fare video in maniera seria e tutto. Perché meritate... Se riesco a strapparvi un sorriso, ecco, meritate questo sorriso, assolutamente. Eurotrack? No, non è Eurotrack Simulator 3, ragazzi. Comunque la gioia
la gioia di vincere così il Tour de France, ragazzi. Mi sto già preparando per la nuova stagione, ve lo dico. E dopo devo registrare la previsione di Montreal con GP4. Tanta roba da fare. Oh cazzo, ah sì, sono le palline di merda. Sto leggendo, è il minimo per un amico. Grazie ragazzi, grazie. Vogliamo il Bode si è un po', diciamo, allontanato da YouTube per vari motivi. Sì, l'inizio non è là ancora. Quando lo porti? Quando esce, purtroppo. Devo vincere il giro adesso. Cazzo, il primo canale che ti sei iscritto, ti ringrazio. Sono arrapatissimo, sono contento. Sì, la serie con Mito è molto divertente. Domani dobbiamo registrare MXGP. Bode. No, cazzo, un ex collega. Ascoltami, Francis Ford Coppola. Ti chiamo così in realtà. Cazzo, sei anche più grande di me, sei dell'87, però io do sempre soprannomi un po' a tutti. Anche il Bode è un soprannome che comunque ho dato io, quindi ci sta. Ma dove lavoravi? Cioè sei del GameStop o del Rosso Garibaldi? Comunque siamo in 89, cazzo. Eravamo in 104 anche. A quest'ora qua è una roba bellissima. Ho già fatto anche corso, mi sto allenando, devo tornare in forma qua, Fioi. Come visto la Romania sia stata sfortunata, meritava il pareggio per il cuore che ci ha messo. Però c'ho la Francia ai campioni e... Oddio, questo mi fa paura, questo stop mi fa paura. Dai, muoviti che sborsta sto camion, è una ripresa di un coglione in calore. No, adesso, non guastarti adesso! Mamma mia. Lavoravi al GameStop? E chi sei? Ma ti ho conosciuto, cazzo, cioè allora... Cioè, sicuramente ti ho visto perché andavo sempre a GameStop, cazzo. Vogliamo passare le vacanze con te? Basta che portate anche un po' di donne, però, Fioi, perché qua il cume ha anche bisogno. Aspetta, tanto vado a fare benzina anche, perché così sono tranquillo. Ok. Così il tempo di leggere qualcosa. No, Clash Royale non lo porto. Cume scioppone. Ciao Jolix, Fishing Planet. Grande, giochi a Fishing Planet, sei un figo allora. La benza del cume. Beh, Iannone me lo son goduto, Iannone è un figo, ragazzi. Nuovo idolo della Sud. La data d'uscita del gioco non ve la dico, ragazzi. Intanto è morto uno in distributore, bene. Un soprannome Gondolaro Rad. Devo pensarci. Fishing Planet, ecco. Ragazzi, stavo leggendo Fishing Planet per i vecchietti. No, raga, ve lo consiglio. Se il cume vi consiglia una cosa, ascoltate sto cume pazzo. No, Fio, mi sta scaricando la batteria. Ah, ma com'è? Aspetta, devo leggere una cosa, madonna. Può essere che ci siamo visti e ho lavorato per 6 mesi. 6 mesi non sono tantissimi, però... come la strada. Ma nel mondo quando esce non ve lo dico, non ve lo dico. È un gioco che sto seguendo da tempo. Ciao Davide, ancorati, ti ringrazio per il supporto comendiano, sei un figo. Ragazzi, oggi penso che ore sono già le 11:34, le 11:34. Vuol dire che ci spariamo solo un viaggetto oggi, Bene, Fabrizio che mi sta a giocare Fishing Planet, è una bestia, ho 700 ore di gioco quasi, ragazzi. Ho giocato io, come giochi di pesca, ho giocato a Fisherman's Bite, che rimane uno dei capolavori storici Play 1, e poi a Siga Bass Fishing della PlayStation 2, altro gioco epocale, ragazzi. Cazzo, devo andare anche a dormire, però. Certo che porterò Valentino Rossi. Assolutamente, anche con Sutil. Ciao, il canale degli scemi. Penso di sì che me la guardo oggi la partita della NBA.
Prossimo live, ricordo, sarà su NBA, penso martedì, perché sabato e domenica no, lunedì c'è l'Italia, penso martedì. Ok, Francis. Sì, io sono un pescatore anche dal vivo, ho preso anche un pesce da 6, ho preso una trota da 6,5 kg, ragazzi, record del lago, ho fatto gare e ho anche vinto. Ciao Daniele Faccaro, scusate, ho letto veloce il cognome, spero sia Faccaro, se no vi chiedo perdono, dolce Faccaro. Mamma mia, sono finito. Sono stanchissimo, ragazzi, adesso col lavoro ho 8 ore piene sempre, sono morto. A che ora martedì? Penso sempre, non lo so, dipende che parità c'è martedì, perché cazzo c'è anche gli europei adesso. Vediamo, comunque vi avverto su Telegram e su Facebook. Comunque ricordatevi Telegram. Grazie Rad, ma... Sì, aspetta, dove devo andare? Ok, dritto. Però è il Big Pike, poi chissà che lavoro fai. Adesso praticamente sono impiegato amministrativo per un'azienda di trasporti e diciamo la mia mansione è tutta la parte amministrativa, quelle cose là. E questo lavoro deve servire al Comendone per diventare un vero Comenda, cioè un giorno aprirmi qualcosa di mio, avere un qualcosa, che se non sto qua a spiegarvi ragazzi perché è lunga, però insomma il Cume deve diventare un vero Comenda. Dimmi magico. Pronostico per il Canada, aspettiamo. No, i produttori non sono la SCS, assolutamente no. Però la conoscete bene la casa che fa sto gioco. Guarda, è curioso, ciò Mr. Channel. Come ti chiami su Telegram? Allora, su Telegram c'è. Intanto se andate indietro con i video trovate tutto, che ho fatto il video dove c'è l'annuncio. Comunque dovete scrivere o Cumenda V, quindi C grande, Cumenda e V e E grandi, tutto attaccate, o Cumenda veneziano staccato, quindi C grande, V grande, Cumenda veneziano staccato. Mi trovate, ragazzi, è impossibile non trovare, devo riposarmi però, perché i gay fanno, non lo so, magico. Ma il mio volto si conosce, nel senso chi è iscritto su Facebook nella mia pagina personale sa come sono. Sono il Marco Royce dei poveri, no scherzo, magari. Sono un ragazzo simpatico, con i capelli un po' così e il naso un po' lì. Sì, ho già fatto qualche video comunque. E comunque ragazzi su Fishing Planet sono io quello là della foto, ragazzi, a proposito, ora vuol dire che non guardate Fishing Planet. Su Fishing Planet quello col mulinello sono io il porco. Esce questo mese, non te lo dico, non te lo dico. Quanto mi diverto con Mr. Channel. No, non può. Magari, li somiglia a Royce, magari. Bisogna tornare in forma che qua. Perché il porco? Ma che 40 kg. Intanto che sboccio negli ultimi tempi ho buttato su un po', però adesso sto andando a correre, ma sto facendo un allenamento diverso, mi sono ingrossato un pochino anche muscolarmente, però devo tornare in forma ragazzi, assolutamente. Ormai sto invecchiando anch'io ragazzi, sto invecchiando anche io. Sì, mi ricordo. 28 anni ragazzi, 28 fottutissimi anni. Cazzo, eccolo qua, devo andare a dormire. Meno male che l'ho beccato. Dai, state ancora alla fine del video. Mancano 120 km. Dai ragazzi, poi abbiamo finito per quest'oggi. E dove cazzo vado a dormire però? Posso dormire qua? No? Aspetta, mi metto di qua allora, se no faccio l'incidentone da fermo. Il Canada pronostico, non lo so ragazzi, non ho visto anche poco le prove, devo guardarmi, me le sono registrate. Pronostico Italia agli europei, spero quarti.
Ok. Buono. Prossimo torneo su Fishing Planet. Dopo registrerò un video. Però seguitelo, mi raccomando, ci tengo tanto su quello, lo sapete. Dai, mancano 100 km, poi abbiamo finito, ragazzi. Sei con il volante come? Certo, Ivan. Meglio la figa o i soldi? Sì, ciao. Meglio sicuramente la figa. Comunque i soldi ti danno la figa. Inzaghi nel tuo Venezia, no, ragazzi, è da seghe. Andrò a vedere un sacco di partite quest'anno. Ciao Fabio. Metterai le modus American Track assolutamente. Anche se su Aero Track ho perso tutte per quello che non l'ho più portato, ragazzi. A sto punto aspetto il DLC della Francia e poi vediamo. Dov'è il posto che mi piace pescare? Vabbè, in laguna, sicuramente, in mare, poi tanto lago di montagna, Trote, Fario, Iridee, Salmerini, robe così. Ma quando il porno con Tori Black? Magari. Magari, vecchio mio. Non lo so se esistono moduli mappe, ne esisteva uno a costo, tipo dalla costa ovest alla costa est, ma faceva abbastanza cagare. Rado, ti saluto, però mancano 77 km, non puoi stare qua ancora un po' di minuti così ci salutiamo tutti. Bravo come la figa è una cosa. Siamo. Ma siamo in Arizona siamo. Aspetta. No, che cazzo sto facendo? Sì. Mi sono anche accorto che rincoglionito che sono. Ciao Fabio Cocca. Della Morena, ragazzi. No, beh, Della Morena quando è caduto, ragazzi, mi sono fatto un pippone assurdo. Grande. Oltre a Tori, ne preferisco tante, ragazzi. Sono molto esperto di questo perché comunque, raga, secondo me è bello anche... io sono amante del cinema, tipo ho 300 Blu-ray a casa, però anche il cinema porno è arte, raga. Voto l'American Track quando metteranno tutti gli stati e soprattutto quelli del nord con le stradine magari anche innevate, 10, comunque un 7,5 glielo diamo. Per favore te lo chiedo in ginocchio, dai, ti do un indizio, È un gioco della Aerosoft. Il come senza figa non è credibile, invece sì. Mi sto dedicando tanto al lavoro, ragazzi, adesso più che altro. Che sega io. Ciao Matteo Guelfi. No, la WWE non la seguo più, mi ero rotto i coglioni purtroppo. Sì, lo lascio, sì, assolutamente. Io spero che me lo pubblica anche sul canale, sinceramente. Kingman esplorata, perfetto. No, io invece vorrei Malta Track Simulator perché è molto grande. Ce ne sono miliardi dell'Aerosoft. Quanto no, la Puglia mi mancano dei pochi posti dell'Italia che mi mancano. Siamo arrivati, ragazzi. Ho messo la manovra, Fioi. Dimmi che è facile, godo. Godo. Dopo devo sistemare anche il camion, lo faccio offline però. Adesso sono cazzi. Malta Simulator. Vinto in Toscana. Tanto ho avuto la prima amorosa della Toscana che è stato il mio. È stata veramente una storia molto importante. Oddio, no, Fioi, solo fare sta roba qua devo fare. Che culo. Bella. Ma perché non va? Ah, ok. Siamo giunti alla fine, era posso suicidare. Beh, dai, soddisfacente, ho perso 2000 euro. Vabbè. Buono, amatore, beh, io sono un grande amatore, quindi ci sta. Ragazzi, un saluto a tutti. Sì, finisce qua il tutto. Salviamo anche. Salva gioco. Buono. Allora, ragazzi,
Comunque ragazzi, una cosa prima di andare via, seguitemi su Telegram così sapete tutto in tempo reale sugli annunci. Trovate anche il video 5 o 6 video fa. Se volete seguirmi su Instagram, Comenda_Veneziano, così potete vedermi anche nella vita di tutti i giorni. Vi ringrazio ancora tanto per questo live meraviglioso, siamo stati veramente in tantissimi. E ci vediamo penso martedì con NBA, spererei di farlo presto, vediamo che partita c'è. Notte Franci, notte Riccardo, notte Ermin, notte Jollix, notte Suplex. Tutto sport, grande tutto sport. Ciao Mr. Channel, ciao Francesco, ciao Jacopo, ciao De Maz, ciao Paolo Del Prete, ciao Rad, distinti ciao Master Blaze, ciao Ivan, ciao Mr. Channel, ciao Marco, ciao Luce di Stefano, ciao Magico, grande Magico, ciao Jolix, ciao Matt Cardi, ciao Urrigan, ciao Manub, ciao Tratti di Matita, ciao Matteo Gelfi, ciao Suplex, ciao il Para, ciao Camper, ciao Andrea Cannistà, ciao di nuovo Magico, ciao Camper, ciao a tutti, ciao, siete bellissimi, siete meravigliosi e vi ringrazio veramente tutti perché essere così tanti mi riempie di orgoglio e di felicità. Raga, un saluto dal Comendone Veneziano, buonanotte e non sparatevi troppe pippe, mi raccomando. Ciao! Voglio bene, raga.